Construction has begun on a 60-kilometer cycle path linking Trieste and Venice. The €33 million project, set for completion in 2026, aims to boost tourism and local economies along the northern Adriatic coast. Oggi è una giornata molto importante, la FVG2 è un tracciato molto interessante e molto importante come ciclabile in analogia all'FVG1, ovvero l'Alpe Adria. È un tracciato che ha dimostrato nel tempo di essere un veicolo per poter trasformare l'economia di un territorio, in questo caso unendo in particolare delle mete già turistiche come appunto le nostre località che si affacciano sulla laguna e sul mare, ma anche unendo ovviamente due capoluoghi fondamentali come Trieste e Venezia. Questo intervento è stato suddiviso in 3 lotti funzionali da 5 milioni e mezzo, 6 milioni e mezzo, di cui i lavori partono oggi. Devono finire nel 26 perché sono collegati a un finanziamento PNRR. A questo si aggiunge un quarto lotto che viene consegnato in questi giorni con un'altra procedura di gara che è stata esperita in tempi record, in modo tale che anche questo quarto lotto unirà sostanzialmente in questo caso il tracciato che va da Cervignano fino a Latisana, passando ovviamente per Tor Viscosa, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Precenicco, ma ci saranno anche dei lotti che riguardano l'area di San Canzian d'Isonzo, insomma in direzione verso Trieste.